Aumenta il bilancio dei guariti, un nuovo caso a Sciacca, le regole della quarantena anche in fase 2. L'immigrazione continua, non solo i normali sbarchi, ma anche sbarchi fantasma, emergenza sanitaria e allarme sicurezza. Se l'aereo è stato cancellato non si ha un rimborso, ma un buono da spendere entro un anno, è polemica. Preoccupazione per la riduzione delle presenze, assenza di regole e insicurezza sull'avvio della stagione. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il bilancio dei guariti da Covid-19 aumenta ancora secondo il report dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, ma si registra un nuovo contagio a Sciacca. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Nuovo caso di Covid-19 nella nostra provincia e si è registrato ancora a Sciacca, città che purtroppo risulta al primo posto tra i contagi avvenuti dall'inizio della pandemia. Salgono così a 26 le persone interessate al virus, sempre a Sciacca i guariti si attestano a 18, in terapia salgono da 3 a 4 e 4 le persone decedute. Il dato ovviamente si riferisce ai 163 nuovi tamponi effettuati dall'ASP di Agrigento, che salgono così a un totale complessivo di 4.785 accertamenti fatti. Sono 24 i soggetti posti in quarantena nella nostra provincia, 2 in meno rispetto al precedente sondaggio. I guariti passano da 75 a 78, ricoverati ancora in ospedale 8, 2 dismessi da strutture esterne, 24 quelli posti in quarantena, 2 in meno. I ricoverati ancora distribuiti tra i centri Covid degli ospedali di Caltanissetta, Partinico e Palermo. Il dato regionale è sempre costante, la nostra provincia è ferma a 69 contagi, Catania in aumento di 2 casi e va a 685, anche Messina in aumento di 3 unità portandosi a 373, Palermo registra altri 4 contagi in più, stabile Trapani a 92, Ragusa a 54 e Caltanissetta a 127. In diminuzione le province di Siracusa da 113 a 111, Enna da 296 a 294 casi. Il dato generale isolano dà 12 nuovi contagi positivi su 4.140 tamponi nuovi analizzati. I ricoverati scendono di 10 unità, passando da 393 soggetti in terapia intensiva risultano 26 persone, una in meno. In isolamento domiciliare più 10 persone, vanno a 1.809. I guariti in totale salgono a 818, un aumento di ben 9 unità, ma purtroppo aumentano anche di 3 le persone decedute per un complessivo di 247 morti. E sempre in tema di coronavirus e di donazioni, un'azienda palermitana in collaborazione con una di Padova ha installato, regalandolo al Policlinico di Palermo, il primo box triage della Sicilia. Partendo da una cella frigo, la cabina consentirà di effettuare in totale sicurezza e senza alcun contatto tra il medico e il paziente i tamponi per il rilevamento del Covid-19. La Tecnodom, in collaborazione con Barrele Arredi di Palermo, oggi donano gratuitamente questo box triage all'Ateneo di Palermo e per tale tramite al Policlinico Universitario di Palermo, ritenendo che possa essere uno strumento utile per fare da scudo all'elevato pericolo di contagiosità del personale sanitario presente in questo ospedale, medici e infermieri che ogni giorno incessantemente combattono in prima linea al fine di debellare definitivamente questo maledetto virus che ha sconvolto la nostra vita. Abbiamo convertito le nostre celle frigorifere a questa cabina per il Covid, per il rispetto dei medici, che con questo prodotto che abbiamo fatto abbiamo azzerato il contagio tra medico e paziente, perché viene appoggiato qua il tampone e il medico non ha mai il contatto col paziente. Anche in questa fase 2 non cambiano le prescrizioni adottate dalla Regione, alle quali si devono attenere tutti coloro che tornano sull'isola. Registrazione sul portale web dedicato dell'Assessorato della Salute siciliacoronavirus.it, obbligo di isolamento in quarantena e sottoposizione al termine del periodo al tampone rinofaringeo.
A Porto Empedocle la Polizia Municipale ha anche controllato tutti coloro che risultavano essere in isolamento precauzionale domiciliare e lo hanno fatto nell'ottica di provare a contenere il rischio contagio da coronavirus. Non escluso, visto che i rientri stanno per ricominciare, che si torni anche a queste verifiche mirate nella fase 2, che è di fatto delicatissima. Durante la quarantena bisogna accertare l'assenza di febbre 2 volte al giorno o altra sintomatologia, mantenere lo stato di isolamento per 14 giorni dall'ultima esposizione, non avere contatti sociali, non effettuare spostamenti e viaggi, rimanere raggiungibili per attività di sorveglianza. Esplode il contagio da coronavirus nel Nisseno. Nel consueto aggiornamento del direttore generale dell'ASP di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, si evince che nelle comunità alloggio di Delia, Mussomeri e Montedoro ci sono stati rispettivamente 3 ospiti positivi, 2 ospiti positivi, 2, un operatore di Campofranco e un ospite di Montedoro, positivi. Di questi solo quello di Montedoro è stato ricoverato al Santeria di Caltanissetta, gli altri restano isolati all'interno delle strutture o a domicilio. Nelle ultime 24 ore, aggiunge il manager, abbiamo avuto 3 dimessi dal reparto di malattie infettive verso il domicilio, uno di Caltanissetta, un'infermiera del reparto di lungodegenza di Mussomeri e uno di San Cataldo. Nella tabella abbiamo eliminato la colonna guariti clinicamente perché di fatto tornano in quarantena e abbiamo eliminato il dato dei 5 provenienti da altre realtà perché tornati nelle loro province. Abbiamo chiarito il dato di forme con la Regione e nelle prossime 48 ore dovremmo allineare i dati. La motivazione è legata al fatto che 3 tamponi fatti allo stesso soggetto venivano interpretati dalla Regione come 3 soggetti differenti. Divampano le polemiche a Grotte a seguito della decisione di alloggiare 52 migranti in una struttura abilitata nel centro cittadino. Eugenio Cairone. Da Lampedusa a Grotte. Ieri ci siamo occupati degli sbarchi di migranti che continuano senza sosta, creando non pochi problemi, anzitutto di sicurezza legata all'emergenza sanitaria. Polemiche e paura. La paura che esprime senza mezzi termini il sindaco di Grotte, dove sono destinati 60 migranti da ospitare in un edificio non idoneo per trascorrere la quarantena. Sarebbe bene che qualcuno prendesse in considerazione le dichiarazioni del sindaco Alfonso Provvidenza, il quale si è rivolto al presidente del Consiglio Conte e al governatore della Sicilia Musumeci, scrivendo di bomba già esplosa con le conseguenze del caso. Grotte, scrive il sindaco, si è sempre distinta per l'accoglienza, offrendo a tutti una casa, ma questa volta non si può accettare la scelta del governo perché è un momento particolare. Il sindaco ribadisce l'impossibilità del piccolo comune a farsi carico di tante persone in regime di quarantena e per giunta in un edificio del centro abitato non in grado di consentire il rispetto delle regole come richiesto a tutti i cittadini. Il sindaco di Grotte chiarisce che il suo intervento è mirato anzitutto alla tutela della salute dei suoi cittadini e alla ricerca di un'adeguata accoglienza senza improvvisazioni. Intanto a Lampedusa si vive nella speranza che gli sbarchi possano cessare. Sarebbe opportuno, sostiene il sindaco Totò Martello, che il governo nazionale iniziasse a considerare Lampedusa come un'isola che fa parte dell'Italia. Sindaco, ecco, lei ha scritto una lettera anche al Presidente del Consiglio Conte, al Prefetto, insomma a tutte le autorità. Cosa sta succedendo a Grotte? Quindi la prima cosa che lamento che adesso è stata l'incapacità di strutturare un pacchetto di norme, quindi di strutturare delle soluzioni definitive per risolvere il problema. Tra l'altro stamattina mi pare che siano arrivati altri 4 barconi. Grotte è stato sempre il paese dell'accoglienza, abbiamo accolto tutti, abbiamo accolto i vivi, abbiamo accolto anche i morti del mare nel nostro cimitero. Il problema è diverso, ci deve essere un approccio condiviso, ci deve essere un metodo e soprattutto bisogna rispettare da un lato i diritti dei cittadini grottesi, di tutti i siciliani che hanno appunto il diritto della sicurezza e della salute, ma bisogna anche rispettare il diritto dei migranti. Quello che io sto contestando è il fatto che la struttura, a mio avviso, non è idonea ad ospitare 52 migranti, quindi il problema è diverso, direttore. Il problema sta in questi termini, si tratta di un appartamento
non si trova fuori il centro abitato, ma si trova in una strada alla circonvallazione con dei supermercati vicini, con altre case abitate, con diversi esercizi commerciali. Si tratta di una struttura che a mio avviso non possiede le condizioni strutturali ed igienico-sanitarie per poter ospitare 52 persone in condizione di isolamento. Prova ne sia che sono messi in delle stanze, ci sono dei letti a castello, ci sono 3, 4, 5 persone, io ho visto anche dei materassi a terra, c'è del materiale accatastato, non funziona l'ascensore. Si tratta di una struttura che fino a ieri di fatto era un magazzino e che nel giro di 2 giorni diventa una struttura che deve accogliere esseri umani. Quindi io tengo a sottolineare, il problema non è l'accoglienza, il problema non è che Grotte si rifiuta di ricevere migranti. Grotte li ha sempre ricevuti, li ha accolti e li ha pure integrati, ma non è concepibile che in un momento in cui la cittadinanza, nel caso specifico la cittadinanza grottese, soffre sia da un punto di vista psicologico che da un punto di vista economico, il problema è difficilissimo, credo che non sia opportuno utilizzare una struttura che non ha le caratteristiche, e questo è oggettivo, è oggettivo. Questa struttura non ha le caratteristiche, ripeto, una struttura in pieno centro abitato, è un casermone, è un appartamento, chiuso da diversi anni, peraltro in passato è stato utilizzato come struttura di accoglienza, ma ha avuto diverse problematiche. Una struttura, cioè un appartamento che in un giorno diventa struttura di accoglienza. Questo non è dignitoso, principalmente per i migranti che dobbiamo accogliere, perché se li dobbiamo accogliere bene. E quindi anche perché, Sindaco, Grotte fino ad ora non ha avuto nessun caso Covid-19, per cui chiaramente lei pone al centro la sicurezza verso i suoi concittadini innanzitutto. Credo che sia questo anche, diciamo, un aspetto importante, no? Assolutamente sì, anche questo è un aspetto importantissimo. I grottesi fino adesso si sono comportati molto bene. Lei pensi, ieri abbiamo aperto il cimitero e forse siamo stati uno dei pochissimi, se non l'unico comune della provincia a non utilizzare la turnazione, e i grottesi sono comportati benissimo. Abbiamo aperto il mercato nel rispetto della legge, utilizza per i generi alimentari e i prodotti agricoli con un servizio d'ordine impeccabile, ma grazie ai grottesi non ci sono stati assembramenti, è andato tutto bene. Chiaro, adesso non bisogna abbassare la guardia perché c'è stato un messaggio di questa fase 2 che probabilmente viene interpretato male non solo a Grotte ma in tutti i paesi, e quindi dobbiamo ricondurre i cittadini a comprendere che ancora la situazione è molto complicata, e proprio perché la situazione è molto complicata io ritengo che quando si debba affrontare un problema così delicato come quello dei programmi dei migranti deve essere affrontato con i programmi. E ancora una volta rimprovero il governo, rimprovero la deputazione nazionale non di non occuparsi di questa vicenda, non di occuparsi di questo caso. Il problema non è il caso di Grotte, il problema è strutturale, così il problema non sarà mai risolto. Quindi devono avere la capacità di trovare delle soluzioni nel rispetto del diritto e soprattutto della giustizia e dei diritti umani. È ben più grave il problema degli sbarchi fantasma. Circa 50 persone sono approdate nella notte a Torre Salsa. I migranti, toccata la terra, sono fuggiti. Sulle loro tracce le forze dell'ordine. Il bilancio al momento parla di 29 immigrati rintracciati. Nel 2017 Mare Amico ha documentato 70 sbarchi fantasma. Delle 3.000 persone arrivate, solo 400 sono state identificate, cioè meno del 15%. L'Interpol ha documentato che 50 jihadisti sono arrivati in Europa attraverso gli sbarchi fantasma a Torre Salsa. Il problema sicurezza non riguarda dunque l'aspetto strettamente sanitario. Tutti i 50 tunisini sono stati indicati come affiliati all'ISIS. 4 dei nomi che compaiono nell'elenco sono già noti ai servizi di sicurezza europea. Nessun rimborso per i voli cancellati, ma solo voucher. Gli italiani non possono ricevere indietro i loro soldi. Il decreto Cura Italia prevede che le compagnie aeree possano risolvere la questione dei viaggi non effettuati con un buono, ma il regolamento dell'Unione Europea dice altro. Lello Casesa. L'epidemia coronavirus ha spazzato via anche le spese versate dalle famiglie per le gite scolastiche, spese di vacanzieri, lavoratori che rischiano adesso di non ricevere neanche il rimborso dei loro biglietti aerei. Ed infatti si sperava che il decreto Cura Italia avrebbe fatto chiarezza sui diritti dei viaggiatori ed invece, come al solito, molta confusione e poca chiarezza.
Su alcuni punti, come il rimborso delle gite scolastiche, saltate l'articolo del Cura Italia fa riferimento alla possibilità di chiedere il rimborso delle somme già versate oppure, in alternativa, un pacchetto di valore uguale o superiore o un voucher dell'importo già pagato valido un anno. In sintesi, soldi restituiti niente, ma un voucher da utilizzare entro un anno. Le agenzie di viaggi, i tour operator si difendono, nessuno vuole ridurre i diritti dei viaggiatori, ma anche noi stiamo vivendo una fase terribile. Se le compagnie aeree ed alberghi, per esempio, rimborsano le agenzie con dei voucher, noi non possiamo rimborsare i viaggiatori con dei contanti, perché non abbiamo liquidità. È il cane che si morde la coda, ma a pagare sono sempre i cittadini purtroppo. Ed infatti le associazioni dei consumatori hanno cavalcato il problema cercando di trovare soluzione. Hanno chiesto di tutelare i sacrosanti diritti delle famiglie che dopo l'annullamento delle gite scolastiche dei loro figli si sono viste recapitare dei voucher validi un anno. Un'ipotesi che potrebbe avere pure un senso, dice Federconsumatori, per gli studenti delle classi intermedie, che con il buono potrebbero fare il viaggio di istruzione l'anno prossimo, ma per quelle terminali l'Unione Europea è schierata con le compagnie aeree che hanno cancellato migliaia di voli ed ora, in crisi nera, non vogliono rimborsare i biglietti ma dare loro il contentino del voucher. Il decreto Cura Italia consente alle compagnie di trasporto di imporre voucher ai clienti che avevano prenotato, mentre il regolamento europeo prevede che se la società di trasporto a cancellare il viaggio, il passeggero debba essere libero di scegliere tra rimborso o voucher, cioè un buono dello stesso valore da utilizzare entro un certo periodo di tempo. Dunque, le compagnie potranno emettere un buono da utilizzare entro un anno o comunicarlo al cliente che non avrà altra possibilità che accettare, o così o nulla. Da ieri è possibile accedere al modello 730 precompilato 2020 e dedicato principalmente ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il contribuente ottiene rimborso direttamente nella busta paga o nella rata della pensione. Al contrario, se a debito, queste vengono allo stesso modo trattenute dalla retribuzione mensile o dalla pensione. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Da oggi è disponibile la dichiarazione dei redditi precompilati ed è possibile consultare l'elenco di tutte le informazioni inserite dal fisco. A comunicarlo in un comunicato stampa è l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate. A partire dal 14 maggio e fino al 30 settembre si potrà quindi accettare, modificare, inviare il 730 oppure il modello redditi che invece potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre. Cresce quest'anno fino a superare quota 991 milioni il numero dei dati a disposizione dei contribuenti. L'incremento più marcato si registra nei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai cittadini, che quest'anno fanno un balzo da 754 a 790 milioni, 36 milioni in più rispetto al 2019. Al secondo posto troviamo i numeri relativi ai premi assicurativi che superano quota 94 milioni, in aumento di oltre 1 milione anche le certificazioni uniche che raggiungono quota 62 milioni e 500. Non presentano infine particolari variazioni rispetto all'anno precedente i dati sugli interessi passivi, oltre 8 milioni di euro e 4,6 milioni di informazioni sui contributi previdenziali e gli oltre 4 milioni di informazioni sulla previdenza complementare. Le novità del 2020, le spese sanitarie sono sempre più completi, infatti nella dichiarazione precompilata 2020 le informazioni sugli oneri e sulle spese deducibili e detraibili si aumentano. Oltre alle informazioni presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, quest'anno fanno ingresso nella precompilata le spese per le prestazioni sanitarie dei dietisti, dei fisioterapisti, dei logopedisti, degli igienisti dentali, dei tecnici ortopedici e di tante altre categorie di professionisti sanitari. Il calendario della dichiarazione precompilata: da oggi il modello sarà disponibile sia per chi presenta il 730, per chi presenta il modello redditi. Il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione precompilata e l'elenco delle informazioni disponibili con l'indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Il 730 potrà essere inviato a partire dal 14 maggio e fino al 30 settembre prossimo. Anche il modello redditi può essere modificato dal 14 maggio, ma può essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.
Per accedere alla tua dichiarazione visuale il proprio modello 730 o il modello redditi occorre entrare nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.gov.it, inserire il nome utente, la password e il PIN dei servizi online fornito dall'Agenzia. È possibile accedere quindi alla propria dichiarazione utilizzando anche la Carta Nazionale dei Servizi, le credenziali rilasciate dall'INPS tramite SPID, il sistema pubblico di identità digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. Tutte le informazioni utili sulla dichiarazione precompilata dalle principali novità alle domande più frequenti sono disponibili sul sito dedicato infoprecompilata.agenzieentrate.gov.it, punto di riferimento per chiarire ogni dubbio sulla precompilata, e infine il call center dell'Agenzia che potrete trovare online. Cassa integrazione al via, il bonus ai regionali, 10 euro per ogni pratica esaminata, polemiche dei sindacati e sullo sfondo una battaglia politica. Vediamo. Dalla Regione arriva il via libera di fatto al bonus di 10 euro per velocizzare l'analisi delle pratiche della cassa integrazione. Si farebbe ricorso cioè al fondo da 30 milioni per il salario accessorio, una quota di quei soldi andrebbero a chi si occupa della cassa integrazione in deroga. Eppure sullo sfondo c'è già una battaglia pronta, anzi due. Da un lato i sindacati sono ora sul piede di guerra perché vedono nella diffusione dei dettagli dell'accordo, prima che questo fosse firmato, un tentativo di delegittimare la categoria dei regionali, dall'altra la battaglia è quella squisitamente politica. Battaglia che ieri ha spinto il ministro Fabiana Dadone a annunciare l'invio di ispettori. Siamo in un momento delicatissimo per tutto il Paese e mi lascia attonita apprendere della richiesta di ulteriori bonus relativi da parte dei sindacati dei dipendenti della Regione Siciliana per lo sblocco delle pratiche sulla cassa integrazione in deroga. E intanto il Movimento 5 Stelle chiede all'assessore regionale al lavoro Antonio Scavone di riferire all'ARS sulla vicenda. E Luca San Martino di Italia Viva chiede che sia invece il presidente della regione a intervenire in aula su quello che giudica un fallimento, mentre il sindaco di Messina Cateno De Luca passa anche alle minacce. Se entro questa settimana non sbloccheranno tutte le pratiche di cassa integrazione ancora ferme, dice, andrò a Palermo a occupare l'assessorato regionale del lavoro. Il capogruppo di Italia Viva al Senato Davide Faraone va all'attacco. Mentre centinaia di migliaia di famiglie sono alla fame, osserva, la regione speciale non riesce a fare una cosa normale, fare in fretta. Se entro domani chi è preposto a dare risposte ai siciliani su questo fronte non dà una risposta convincente, lunedì ci trasferiamo tutti all'assessorato regionale al lavoro. Oltre allo stipendio a questi funzionari impiegati bisognerebbe dare 10 euro a pratica. 10 euro a pratica. Se gli diamo 10 euro a pratica, in tempi europei saranno registrati, mandati all'INPS e la gente prenderà i soldi. E pare che sono state anche richieste per chi sta a casa, udite udite, anche il contributo per il consumo elettrico, cioè della energia elettrica, perché siccome si stanno a casa consumano energia perché lavorano in smart working, va bene? E allora il contributo pare per il consumo dell'energia elettrica, pare che addirittura sia stato richiesto pure il buono mensa, perché è una disparità di trattamento. Cioè voi vi immaginate, il funzionario non va a casa, anzi va a casa, lavora a casa e consuma a casa propria, e non glielo dovete pagare voi, perché se stai in ufficio invece hai il buono mensa. Ebbene, anche questo pare che sia stato richiesto. E allora è ovvio che siamo all'impazzimento generale. Ed è ovvio che quello che dico sempre, il partito del 27 continua a consumare angherie e soprusi nei confronti di tutto il resto del mondo. E allora la notizia è la seguente: c'è questa richiesta di 10 euro, io spero che gli diano 10 calci in culo a ognuno, perché giocare con la pelle, sulla pelle delle persone in questo momento delicato, e parlo ovviamente di chi sta nella pubblica amministrazione che il 27 gli è arrivato, i soldi li hanno presi, e quindi onestamente oggi queste rivendicazioni mi indignano, sono una vergogna. Spero che chi di competenza intervenga subito e dica ai siciliani come ha risolto il problema.
perché la gente è qui che attende di prendere la cassa integrazione e non è giusto che sia oggi un intero popolo ricattato da queste porcherie. Adesso c'è la pubblicità, tra poco. Operazione antidroga della polizia nel quartiere Ballarò di Palermo. La squadra mobile ha smantellato una banda di spacciatori di sostanze stupefacenti di vario tipo. 11 le misure cautelari. C'è il servizio. Una florida piazza di spaccio all'interno del quartiere Ballarò di Palermo. Questo il risultato dell'attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e condotta dai poliziotti della squadra mobile sezione contrasto al crimine diffuso Falchi. Le indagini sono state supportate da attività tecniche, attività di videoripresa, servizi di pedinamento e controlli nel territorio ed è sfociata questa mattina in 11 ordinanze di custodia cautelare che fanno seguito all'inchiesta avvenuta nel mese di settembre 2018 denominata Street Drug. Un gruppo criminale dedito all'illecita attività di cessione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, crack, marijuana ed hashish a tutte le ore del giorno e della notte e risultava destinata a una variegata clientela di passaggio. Nel corso dell'indagine, come detto avviata nel mese di settembre 2018, sono stati effettuati molteplici arresti in flagranza di reato e correlati sequestri di sostanza stupefacente. Ma nonostante questo, il gruppo criminale, incurante dei numerosissimi interventi di polizia giudiziaria effettuati in flagranza e con i relativi sequestri, proseguiva ininterrottamente l'attività di spaccio. Tratte ferroviarie ancora chiuse, esplodono le polemiche. Dettagli nel servizio. I pendolari della tratta ferroviaria che da Gela porta a Caltanissetta passando per Ravanusa, Campobello di Licata e Canicattì chiedono la riattivazione dei treni per poter raggiungere le aziende in cui lavorano. Il portavoce del Comitato Spontaneo, il ravanusano Giacomo Vivacqua, spiega: abbiamo appreso da Trenitalia, poi confermato nella conference call, che la tratta ferroviaria Modica-Caltanissetta assieme a quella Catania-Caltagirone non sono state riaperte in occasione della fase 2. Il Comitato ha denunciato preliminarmente l'atteggiamento di Trenitalia, che nel calendario pubblicato ha indicato i treni della tratta come circolanti quando invece sono completamente cancellati. Il Comitato ha inoltre chiesto di rendere pubbliche le motivazioni che hanno indotto Trenitalia e la Regione Siciliana a chiudere la tratta e a indicare la data di riapertura. Trenitalia, nel corso della conference call, nella persona dell'ingegner Damigini, ha riferito che sono in atto lavori di manutenzione e che non è in grado di indicare una data per la riapertura. La tratta ferroviaria è stata interessata nel 2015, ricorda Vivacqua, da lavori di ammodernamento che sono costati all'Unione Europea più di 90 milioni di euro. L'importanza strategica della tratta ferroviaria è data dal fatto che rappresenta l'unica via di collegamento tra la Sicilia orientale e quella centrale, aggiunge Vivacqua, ma viene sistematicamente boicottata da Trenitalia e dalla Regione Siciliana, visto che hanno previsto solo 3 treni che oggi hanno completamente cancellato. Tutti gli sforzi fatti in questi anni dal Comitato, che mirano ad avvicinare i cittadini al trasporto ferroviario e che stavano dando buoni risultati, conclude il portavoce del Comitato Spontaneo, rischiano di essere vanificati da un atteggiamento superficiale e rispettoso. Il Comitato dei pendolari aveva chiesto anche di inserire nella programmazione ordinaria un treno nella fascia oraria dalle 6 alle 7 che consente di prendere a Caltanissetta Xirbi la coincidenza per Palermo e Catania e la città universitaria di Enna in orari di ufficio ed inizio delle lezioni. La soluzione prospettata consentirebbe di alleviare il traffico ferroviario nel tratto Aragona, Palermo e Catania e permetterebbe agli studenti universitari e ai lavoratori pendolari di arrivare in tempo alle lezioni o in ufficio. Nonostante gli impegni del governo regionale, solo il 20% degli operatori dell'isola si sta adoperando per allestire gli stabilimenti, e questo è il dato preoccupante che emerge da un'indagine effettuata da CNA Balneari Sicilia. Su un campione di oltre 200 operatori censiti dalla Confederazione, il rapporto è quasi di 4 su 5 che dichiarano di non aver avviato le opere di manutenzione o montaggio delle strutture. Il risultato la dice lunga sul clima di incertezza che vive il comparto, affermano dalla
dalla CNA, nonostante le lodevoli iniziative delle istituzioni della Regione in termini di accelerazione sull'estensione delle concessioni fino al 2033 e di esenzione dei canoni demaniali per il 2020. Gli operatori individuano le principali cause di tanta incertezza in due fattori principali: l'assenza di regole rispetto alla salvaguardia della sicurezza pubblica e l'assoluta insicurezza addirittura dell'avvio della stagione, mentre c'è chi si preoccupa della riduzione drastica delle presenze. Teli concentrici e ciambelle anticontagio, l'idea di due architetti messinesi per l'estate ai tempi del Covid. Vediamo. Il progetto Da Mare prende vita. L'idea messa a punto dai due architetti siciliani durante la prima fase di quarantena, i messinesi Gianmarco Spadaro e Lorenzo Musolino, fondatori del collettivo creativo Ex Ante Collettivo Più, per permettere di vivere spiaggia e mare ai tempi del Covid-19, va avanti. Il fine è quello di pensare una soluzione che assicurerebbe il mantenimento del distanziamento sociale dei bagnanti in spiaggia libera, molto più difficile da gestire e regolamentare rispetto agli spazi destinati agli stabilimenti balneari, in linea con le vigenti normative. Due oggetti utili e utilizzabili per un uso personale continuato, economicamente accessibile a tutti ed eco-friendly, svincolanti da ogni eventuale forma di privatizzazione dei litorali. I due professionisti illustrano così il loro progetto. Dopo una prima fase di ideazione e prototipazione, i due oggetti della collezione Telo da Mare e Ciambella da Mare si preparano ad affrontare la fase 2 in linea con la realtà attuale nazionale. Sono stati studiati i costi, le diverse possibilità di distribuzione, ma soprattutto il loro funzionamento e la loro modalità d'uso nel contesto per il quale sono stati immaginati. Il telo da mare, pensato come un cerchio flessibile, ripiegabile su se stesso e facilmente trasportabile grazie alla bag multiuso progettata su misura in materiali di riciclo e idonei al contatto con la pelle, garantirebbe il mantenimento del distanziamento sociale su spiaggia grazie alla superficie esterna di 50 cm che a contatto con un altro telo affiancato manterrebbe comunque due soggetti a una distanza minima di 1 metro. La ciambella da mare è invece un vero e proprio gonfiabile a forma circolare per mantenere il distanziamento di sicurezza in acqua, con un diametro variabile a seconda della dimensione del foro interno, garantendo così la possibilità di essere utilizzato da utenti con diverse esigenze di comfort, pur mantenendo in ogni caso la dimensione del bordo esterno di 50 cm. Obiettivo primario di questa seconda fase è fornire immagini che diano un'idea di come dei semplici e funzionali oggetti possano restituirci, seppur in parte, quel poco di normalità di cui abbiamo bisogno adesso. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Prima della sigla c'è un video. A presto. Ci siamo svegliati un giorno con il mondo in pausa. Così per la prima volta abbiamo amato gli schiamazzi dei vicini. Reinventato il nostro lavoro con dentro tutti, perfino i bambini. Ci siamo ripresi il tempo, anche quando era difficile prendersi lo spazio. Abbiamo ritrovato vecchie forme d'arte e creato nuove forme d'amore. Ci siamo abituati ai visi senza trucco e a quelli pieni di segni. Ascoltato il silenzio delle città e le sirene che lo spezzavano. Abbiamo visto l'orgoglio da un balcone e quello nelle corsie. E mentre i numeri facevano paura, abbiamo sentito cosa contava davvero e capito che non è cambiato solo il nostro modo di vivere. Siamo cambiati noi, perché mentre il mondo fuori era in pausa, noi siamo andati avanti. Da casa, dove la vita non si è mai fermata.